benvenuti a tutti, torno a ripetermi che per qualsiasi evento ci vuole una sala e questa è bella, un relatore e questo è interessante, è bello, ecco, e soprattutto un pubblico e voi siete belli, ecco, grazie di essere intervenuti. La SAF, la conoscete penso tutti, è la Società Alpina Friulana. Il prossimo anno celebra i 150 anni di fondazione, che sono tantissimi per una società di volontariato, ecco. Quindi è riuscita per 150 anni a darsi continuità e a crescere. Adesso siamo 2600 iscritti, meno 4, 2596 per la precisione. Scrivere Andrea. Sì, no, ma sì, esatto, no, abbiamo cercato di modo di arrivare a 2600. Comunque siamo al massimo da quando la società ha le sue 4 sottosezioni. Quest'anno abbiamo fatto questo, fra le tante cose che sono state fatte, abbiamo fatto questo progetto che si chiama Passi nella Storia. Io sinceramente l'ho seguito, ma più di me l'ha seguito il comitato scientifico che questa sera presenta Andrea Maroè. Io come voi avrò piacere di guardare questa avventura nelle grandi foreste, su questi alberi monumentali che io ho orecchiato come voi ma che non vedo l'ora di vedere. Quindi benvenuti a tutti, grazie a nome della SAF che ha organizzato la serata, e giovedì prossimo ci sarà l'ultima serata con una cosa un po' più locale, più transfrontaliera, con i vari parchi del Triglav e con la Lega Ambiente che ha organizzato questa serata finale. Giovedì scorso avevamo qua Annibale Salsa, l'ex presidente nazionale del CAI, che parlava della storia diciamo, lui è professore di antropologia e parlava appunto della storia e della cultura alpina in generale, è stata una serata molto interessante, come sicuramente sarà anche questa sera. La SAF ha stampato delle borse, alcune rosse, alcune verdi, e ne abbiamo preparato una verde con i libri che abbiamo pubblicato quest'anno. Per Andrea Maroè valdrà sicuro bene verde, no? Ma verde alta, sì. Quindi bisogna iscrivermi per forza. Sì. Non so, ormai non sei ancora iscritto, se lo facevi qualche mese fa arrivavamo vicino, eravamo a 6 anni, 2600. Non so. Ma stasera arriviamo a 2600. Sì, ma ormai per sono 2023, io parlo del 2022, che ormai è finito. Ecco. Grazie a tutti e grazie ad Andrea. Grazie. Questo progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia è un progetto fatto dalla Società Alpina Friulana e con la GESCI Friuli Venezia Giulia. Abbiamo lavorato soci CAI e scout, soprattutto i ragazzi. È stato un progetto molto impegnativo perché oltre a delle conferenze che abbiamo registrato in cui abbiamo portato questi ragazzi a conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, dai Romani alla rotta balcanica, insomma a Napoleone, li abbiamo fatti girare per il Friuli attraverso le storie dei personaggi più importanti di queste epoche, abbiamo fatto anche diverse escursioni. L'argomento che accomunava tutti questi eventi che abbiamo fatto sono i confini. Confini che a volte sono confini buoni, a volte sono confini che dividono, a volte sono confini che si superano, ma non solo confini territoriali, ma anche confini emozionali. Insomma, abbiamo parlato di tante cose. E in questa serie di conferenze ne abbiamo messe 3, di cui una con Andrea, che io conosco da qualche anno, che ha una fondazione che è la Giant Trees Foundation. E io con lui ho fatto un'esperienza, con lui e con mio figlio, il mio figlio più piccolo qualche anno fa, perché Andrea oltre alle attività, oltre a questi viaggi, queste avventure che fa, come mi ha suggerito il mio amico Daniele, di là da Laghe, no? Quindi va ogni tanto di là da Laghe,
e lavora molto con i ragazzi, con la sua fondazione, proprio, ma adesso ce lo spiegherà un po' lui, proprio per sensibilizzarli all'importanza degli alberi. Però cosa c'entrano i confini? Proprio perché la natura, gli alberi, l'acqua non hanno confini, i confini sono cose che creiamo noi. E sembra incredibile, però andare in Amazzonia, ce lo spiegherà lui adesso, è utile per studiare delle cose che poi si riflettono anche sul nostro territorio, o comunque, come mi ha insegnato Andrea in questi anni che lo conosco, gli alberi sembra che non sappiano comunicare, in realtà sanno comunicare e anche a distanza. Però lui mi ha detto: Delia, cosa c'entrano gli alberi con la montagna? Quindi, Andrea, cosa c'entrano gli alberi con la montagna? Comincio. Ciò? Buonasera a tutti. Allora comincio dalla domanda. No? In realtà gli alberi, o comunque le chiome dei grandi alberi, noi studiamo i grandi alberi. Deni ha parlato di avventure, io preferisco parlare di esplorazione. Grandi alberi perché grandi alberi sono quelli sopra i 50 metri, tanto per dare una misura. E sopra i 50 metri abbiamo chiome, abbiamo questi giganti, a volte immensi all'interno della foresta, sono gli esseri dominanti della foresta, che sono assolutamente sconosciuti. Proprio per questo io chiamo le foreste l'ottavo continente. L'ottavo continente, che però non è un continente che sta in un posto solo, ma va su tutti gli altri continenti, a parte l'Antartide, ma sicuramente nel corso dei secoli, delle ere passate, c'era anche lì. Quindi è un continente, l'ottavo, quello che appunto quello degli alberi, che attraversa non solo tutti i territori e tutti i confini, ma attraversa anche buona parte delle ere geologiche che hanno costruito questa terra. E proprio per questo c'è anche il legame con la montagna. La montagna è un luogo ancora a volte inesplorato, e molte montagne sono state ormai scoperte, viste, misurate, eccetera. L'altra settimana c'era la Nives Meroy a Tarcento che ci ha raccontato appunto delle sue esplorazioni ed era assolutamente avvincente. Però quando si arrampica una montagna, ormai appunto è quasi la fatica inutile, no? Dicevamo, nel senso che si arriva su, ma appunto è quasi stato già scoperto tutto, mentre sugli alberi c'è ancora il gusto, c'è ancora il posto per l'esplorazione, soprattutto su quelli grandi, perché anche se le differenze con le vette non sono 8.000 metri ma sono 50 metri, quindi uno dice c'è un abisso nel mezzo, però a complicare l'esplorazione di questi alberi c'è l'ambiente che li circonda, la foresta amazzonica, o altre foreste comunque sono piene anche di altri esseri, molto spesso che non sono proprio così contenti che l'uomo ci entri, e quindi è proprio una vera e propria esplorazione che serve a fare il primo passo, a creare la carta d'identità di questi grandi alberi, che poi viene consegnata alle università, agli altri studiosi che a volte anche accompagniamo. Poi vi racconterò appunto di questa ultima spedizione, proprio per le loro ricerche, che anche in questo caso non sono assolutamente facili andare sulle chiome di questi alberi. Però appunto comincio con quello che dovrebbe essere, quello che avete visto prima, che lasciavo scorrere, era il teaser, la preview di un documentario che abbiamo fatto nel 2019 nella spedizione che aveva riguardato solo l'Ecuador, quindi la parte della foresta amazzonica che è all'interno dello stato dell'Ecuador. Quest'anno siamo andati in Perù, Ecuador e Brasile e appunto alla scoperta di quello che, come vi ho detto, vi ho accennato, abbiamo chiamato l'ottavo continente.
questa è la preview di quello che dovrebbe essere, appunto, o speriamo di riuscire a farlo, il prossimo documentario proprio su questa spedizione, che ha voluto essere fatta soprattutto con le popolazioni locali e quindi con le istituzioni locali, le università locali. Quest'anno sono partito solo io dall'Italia e abbiamo lavorato con 8 gruppi diversi di biologi, primatologi, entomologi, botanici all'interno di varie parti appunto della foresta amazzonica, e anche appunto con diversi obiettivi. Abbiamo cominciato in Perù, questa è la foresta amazzonica alta. Noi ci immaginiamo la foresta amazzonica come l'avete vista un po' anche nel filmato, abbastanza piatta, una enorme distesa di alberi, ma in alcune parti, quindi la parte più alta, quella vicino alle Ande, e quindi soprattutto nella parte peruviana, ma anche nella Bolivia e in Colombia, c'è una parte montagnosa di questa foresta amazzonica, che ha comunque specie diverse da quella più pianeggiante. Quindi già questo fatto dimostra che anche l'ingresso in questa foresta è diverso. Ecco, qua siamo in uno dei primi campi base, dove con appunto la prima squadra abbiamo pernottato praticamente per 6 giorni proprio alla ricerca del primo albero. Questo è tutto l'accampamento, nel senso, in realtà questo era comunque già un buon punto di arrivo. Era un ex campo di coca, poi dismesso dagli americani, bruciato dagli americani in cambio del portare la luce al villaggio, cosa che è arrivata circa 7-8 anni dopo che hanno bruciato la coca. Quindi per 7-8 anni comunque la gente del villaggio non aveva nulla di che vivere, perché comunque poi i sentieri della coca all'interno della Amazzonia peruviana sono importantissimi proprio anche per il sostegno delle popolazioni. Ecco, la cosa importante poi, qui questa fotografia è fatta a 50 metri sopra uno dei ficus. Questo è un ramo pieno di epifite, di bromelie, ci sono delle bromelie, ci sono delle orchidee, ci sono muschi, licheni. Se voi riuscite a contare tutte le specie che ci sono in 1 metro di ramo, siamo a oltre 15 specie solo di piante. Poi ci sono i licheni, ci sono i muschi, ci sono gli insetti, ci sono i funghi, ci sono i piccoli animali. Pensate che all'interno delle bromelie ci stanno delle piccole raganelle che vivono solo a 50 metri all'interno di quelle piante lì. No? Quindi l'albero vecchio, l'albero gigante, l'albero che cresce all'interno della foresta diventa un sistema, un ecosistema impressionante, e ha bisogno di migliaia di anni per diventare questo ecosistema. Tant'è che la differenza, la possibilità di datare l'albero, il grande albero, tra l'albero giovane e l'albero vecchio, la differenza è quanta biodiversità trovate sui rami, non è la grandezza, perché nella foresta gli alberi crescono molto veloci. Quindi un albero giovane può essere grande tanto quanto un albero vecchio, ma non ha nulla sui rami. C'ha i rami puliti, come siamo abituati a vedere i nostri alberi qui. Okay? Mentre l'albero vecchio è pieno di altra vita, è un condominio assoluto, dove all'interno c'è di tutto. Ecco, questo è il ficus che abbiamo trovato, poi il più grosso che abbiamo trovato lì alla base delle Ande. Qui siamo a 1200 metri, l'albero è 42 metri, però ha un'ampiezza di 5.000 metri quadrati di chioma. La cosa interessante è, adesso vediamo se riusciamo a farlo andare, sì, okay. No, ecco, questo è il gruppo che poi, con cui abbiamo esplorato questa parte di foresta, e abbiamo poi dato il nome all'albero che abbiamo scalato.
l'hanno chiamato Saccianono. L'hanno chiamato perché il nome viene dato ho scoperto in Venezuela che dare il nome agli alberi, che è una cosa che si fa abbastanza agli alberi grandi, gli alberi grandi hanno un nome proprio, e questo nome proprio, se viene riconosciuto dalle popolazioni locali, è il miglior viatico perché quell'albero lì non venga abbattuto, perché diventa il loro albero ha un nome che loro riconoscono. Inizialmente io davo dei nomi un po' a casaccio agli alberi che scoprivamo. Il primo albero a cui abbiamo dato un nome insieme alle popolazioni locali è proprio stato in Venezuela nel 2015 e l'abbiamo chiamato il Pie Grande, che è il famoso uomo della foresta, paragonabile anche allo Yeti, eccetera, che cammina con questi piedoni, perché questi alberi hanno proprio questa forma enorme di queste radici che si dipartono. L'abbiamo chiamato il Pie Grande. E io volevo comprare un pezzo di foresta come fondazione per tutelare questo albero, quindi abbiamo lasciato dei soldi allo sciamano perché pagasse qualcuno che controllasse la foresta, che non abbattessero questo albero. Il risultato è stato che lo sciamano si è mangiato i soldi, no? Non so come, ma comunque se li ha mangiati, e quindi ho detto l'albero chi lo sa, no? 4 anni dopo io ero a Milano, sono andato in una libreria a cercare dei libri, in realtà cercavo il libro che aveva scritto mio figlio, non l'ho trovato fortunatamente, e sono andato a vedere i libri per i bambini, e nei libri per i bambini c'era un librone grande proprio dedicato ai bambini piccoli, un libro illustrato. E ho detto vediamo cosa c'è scritto su questo libro illustrato. Ho aperto il libro, a metà libro c'era un disegno grande con gli alberi più grandi del mondo. Dico questa la so, è l'unica roba, questa la so, no? Quindi ho guardato, dico sì, questo mi torna, questo è la sequoia più grande. Nel mezzo l'albero più piccolino, dico questo è l'albero più alto del Sud America. Ed era quello che avevamo misurato noi, perché a quel tempo era l'albero misurato in maniera scientifica più alto del Sud America. E c'era il Pie Grande. E io mi sono accorto, ancora adesso mi emoziona, perché mi sono accorto che quella lì, a quel punto lì, io sono certo che quell'albero lì c'è ancora. Perché il nome che gli abbiamo dato è il nome che la popolazione ha mantenuto. E quel nome lì ha fatto il giro del mondo, perché poi da lì è arrivato in Polonia, è stato disegnato da un altro polacco e poi è tornato in Italia in questo libro per bambini. Allora, quindi dare il nome alle cose, che è una cosa che sulla Bibbia c'era il primo uomo che dava il nome alle cose, dare il nome alle cose è importante, è la prima forma di tutela. Io sono responsabile degli alberi monumentali per la regione Friuli Venezia Giulia, noi possiamo mettere tutte le leggi che vogliamo, ma non bastano per difendere un essere indifeso come sono gli alberi, se non c'è la popolazione, il proprietario, la persona che se ne prende cura e decide che quell'albero lì va mantenuto. Quindi è importantissimo dargli il nome. E questi ragazzotti mi prendevano in giro perché ero il più vecchio, lo vedete bene, sono il più vecchio di tutta la compagnia, no? Infatti una sera, intanto che bevevamo il pisco che avevano portato dietro, eccetera, no? E fanno, come si dice, no? Sei il più vecchio di tutti quanti, che sono il nonno di tutti voi altri, cioè il più vecchio di loro aveva 35 anni e io sono il nonno, no? E mi prendevano, io non lo sapevo, mi prendevano in giro, no? Mi dicevano, e loro mi chiamavano Saccianono, che vuol dire foresta. Nonno avevano capito che era il vecchio, Saccia era la foresta proprio, no? Quindi quando io ho chiesto che nome mettiamo all'albero, hanno detto Saccianono, ma loro l'hanno detto per farmi un piacere, cioè nel prendermi in giro hanno dato il nome all'albero, no? Che quindi è il nonno della foresta, ma l'hanno deciso loro insieme, no? E questo albero è veramente impressionante. Tra l'altro appunto Rodrigo, che è il primo qui che sta facendo il selfie, lì sopra forse costruiremo una delle
delle basi proprio per andare a studiare quella che è la presenza degli animali all'interno di questi grandi alberi. Dopo 15 giorni appunto nella foresta alta siamo scesi con un altro gruppo di esploratori nella parte più bassa, quindi siamo passati da Tarapoto, Ande, alla parte più bassa, quindi Madre de Dios in Perù, e siamo andati con il gruppo di Arbio a studiare quelli che sono al momento gli alberi che si ritengono i più alti del Perù. Guardate, questa è una veduta della foresta amazzonica bassa. Non è bassa perché gli alberi sono bassi, è bassa perché rispetto all'altra che è sulle montagne fino a 1200 metri, e qui torniamo alla montagne, no? Ma vedremo che c'è anche un altro aggancio con le montagne. Questa è completamente piatta. I percorsi, le autostrade in questa foresta sono i ri, quindi i fiumi che vengono percorsi con queste canoe molto spesso a motore, che hanno un piccolo motore. Lo vedete bene, non sempre sono dei fiumi molto, molto tranquilli, possono trasformarsi anche, sono comunque generosi, portando molta acqua, sono anche pericolosi. Una mattina ci siamo svegliati e la canoa non c'era più. Siccome l'innalzamento del Rio può alzarsi, guardate le dimensioni di questi fiumi, può alzarsi anche di 2 o 3 metri in 4 ore di pioggia, allagando anche interi settori della foresta, si è allagato, si è alzato, ha fatto cadere una parte della sponda di sabbia, la sponda è caduta nella canoa e la canoa è affondata. Quindi la mattina abbiamo passato tutta la mattina a cercare di tirare sulla canoa, naturalmente col motore bagnato, quindi abbiamo disfatto il motore per cercare di ripartire. Se lì non avete la canoa siete bloccati all'interno della foresta, siamo a 50 km dal primo villaggio, 50 km di fiume. Okay. Il nostro accampamento è sotto, sulla parte bassa dello schermo. Diciamo che gli accampamenti sono delle piccole baracche all'interno appunto di questa foresta che servono proprio per le zone di esplorazione, per fare le basi dell'esplorazione. Questo è uno dei Chihuahuaco, Dipteryx ferrea, sono alberi che raggiungono in letteratura fino a 70 metri, vivono oltre 1500 anni, mediamente sono 60, li abbiamo cubati, sono 60 metri cubi di legno un albero, vengono abbattuti e portati all'estero, Cina, Europa e USA, per fare dei palchè. Un albero di 1200-1500 anni. E per abbattere un albero del genere e per portarlo fuori tirano giù altri ettari, interi ettari di foresta, che però non servono, non interessano, perché interessa questo albero. E chi li abbatte? Li abbattono il più delle volte in maniera illegale, vengono abbattuti dalle stesse popolazioni locali, perché vengono pagati a buon prezzo, possono prendere anche 1000-1200 euro, anche 2000 euro per uno di questi alberi, che vengono venduti nel mercato internazionale a 100.000 euro. Il mercato del legno, il mercato illegale del legno amazzonico ha un volume d'affari più grande di quello della droga. Questo non lo dice nessuno. Tant'è che i cartelli della droga si stanno spostando su questo settore perché è molto più facile portare fuori il legno che portare fuori la droga. Nessuno se ne accorge, tanto basta pagare la dogana, un legno vale l'altro. Chi vuoi che riconosca un legno tagliato delle tavole dalle altre tavole? Occorrono delle persone esperte che non ci sono, per cui arrivano qui col marchietto del legno sostenibile. Quindi la deforestazione, se vogliamo parlare di deforestazione, è data soprattutto da queste cose. Questa è una biologa che stava guardando appunto sull'albero in cui dovevamo andare, mi ha detto c'è il nido dell'aquila. Dico va, vabbè, insomma, ci sarà un nido. Io vedevo un mucchio di sterpagli, ho detto no, non c'è l'aquila. Invece si vedevano molto bene, questi sono delle aree giganti,
sono bellissimi, cioè voi vedete degli stormi di ale giganti, di questi pappagalli colorati in maniera incredibile sopra, che girano sopra questi, facendo un casino notevole. Ecco, quando parlo di esplorazione parlo di esplorazione scientifica, cioè c'è una fase di studio prima di partire, quando siamo lì con appunto il coinvolgimento appunto degli altri studiosi, delle altre persone. Il nostro supporto è soprattutto quello di portare, quindi come dicevo prima, di fare la carta d'identità dell'albero, del grande albero, quindi lo misuriamo, lo georeferenziamo, lo troviamo prima di tutto, che già non sembra così facile, no? Come lo troviamo? Lo troviamo guardando le analisi, guardando le cartine satellitari della NASA o di chi ce l'ha, satellitari, voli di drone, voli di aerofotogrammetria, eccetera, con la bibliografia e con le conoscenze delle popolazioni locali. Una volta che abbiamo individuato quelli che possono essere gli alberi, andiamo a cercarli. Una volta che li troviamo, se ci sono ancora, perché non è detto che ci siano ancora, se li troviamo, ne abbiamo trovati alcuni abbattuti, alcuni in tutte le peregrinazioni, alcuni caduti, no? Quindi non è detto che l'albero ci sia ancora. Comunque, una volta che lo troviamo, lo misuriamo. Le misure più importanti sono le misure del fusto, a partire dal basso. La misura più importante è 1,30 m, che è la misura canonica, dove si valuta la grandezza di una pianta, quindi la circonferenza a 1,30 m, al cosiddetto petto d'uomo. Perché si misura a 1,30 m secondo voi? Misurare a 1,30 m un albero di quelli che abbiamo visto prima non ha molto senso in realtà. Vediamo. Ecco, misurare a 1,30 m, lo vedete, il petto d'uomo corrisponde al ragazzo vicino là. In realtà non ha molto senso. Il 1,30 m ha senso nelle nostre foreste perché è il cavalletto dendrometrico, cioè la misura che i forestali prendono senza abbassarsi fino a terra per vedere quanto grande è un albero. Senza abbassarsi fino a terra ha due significati. Uno, salvare la schiena. Due, è che le costolature della radice non servono a nulla in falegnameria, vengono eliminate, per cui prendiamo del tronco la parte diritta. Eliminate la costolatura di questa pianta, vedete che la pianta comincia dalla fotografia in su. Ed è quello che fanno. La battono sotto, ma tutta la parte delle radici viene lasciata lì, perché non serve. E questo è il risultato. Vedete, questo è un pezzo di radice lasciato nella foresta. Questi sono gli avanzi degli abbattimenti illegali fatti all'interno della foresta. Sono cubi e cubi di legname che non viene utilizzato. Quindi si calcola che di queste piante, torno a dire 1500 anni, 60 metri cubi vengono portati fuori dalla foresta, siano 30 metri cubi. Il resto viene abbandonato, viene lasciato lì a marcire o addirittura viene utilizzato per fare carbonella, per fare poi le griglie. Quindi liberando anche il lavoro che l'albero ha fatto in 1200 anni di bloccare l'anidride carbonica all'interno dei suoi tessuti. Ecco, guardate l'uomo e guardate questa che non è una delle piante più grandi, ma guardate i pezzi che vengono lasciati all'interno della foresta. Vi dicevo prima che queste piante, che tra l'altro hanno potuto essere abbattute solo negli ultimi 40-50 anni, perché prima, anche con l'ingresso della motosega, non si riusciva a tagliarli, erano talmente duri, infatti si chiama ferrea per quello, erano talmente duri che non si riuscivano a intaccare neanche con le motoseghe. Quando hanno fatto le barre diamantate, la catena diamantata, allora sono riusciti ad abbattere. Quindi l'abbattimento di questi alberi è abbastanza recente, è talmente abbastanza recente che vengono abbattuti nel solo Perù 500 di questi alberi al giorno. Ecco, questa è una fase della misurazione del fusto, che uno dice, beh, si sta poco a misurare. Sì, col cavalletto dendrometrico ai nostri alberi si sta poco a misurare. Diciamo che qui è un po' più complicato riuscire a misurare la pianta, anche perché si misura a varie altezze per vedere anche la rastremazione del fusto e sono operazioni che appunto portano via del tempo, non solo e non sempre sono facilissime. Ad esempio in questo caso
è passata sopra queste qui sono delle radici di ficus che sono nati sopra la pianta, che stanno scendendo, no? Che quindi non c'entrano nulla col fusto della pianta. Quindi la misura fatta così è una misura errata, cioè bisogna togliere la circonferenza poi della pianta o della radice che abbiamo inglobato. Qui invece siamo a 45 metri circa, quindi dove la pianta si apre. Ecco, uno dei problemi è riuscire ad arrivare sui primi rami. I primi rami sono 40-45 metri. Nelle immagini che avete visto prima usiamo una specie di cannone, noi lo chiamiamo cannone a aria compressa, e naturalmente lì non ci possiamo portare tanto peso, quindi l'aria compressa la facciamo noi con delle pompe particolari, vuol dire che sono circa 200-255 pompate per ogni lancio che facciamo. Naturalmente il primo lancio non è mai quello buono, quindi si può passare anche un'intera mattina a pompare e a sparare, e individuare da terra se il sacchetto con il sagolino, quindi è passato su un ramo buono, non è sempre così facile. Certe volte non si riesce a vedere dove passa, quindi magari si manda sulla corda vera, quindi la corda che dovrebbe portarci su, per vedere se il ramo tiene. Però la prima salita è abbastanza, il più delle volte è molto speriamo che tenga. Tant'è che è capitato più di qualche volta che anche mettendosi in 2 o 3 a tirare non succede niente, poi invece magari il ramo si rompe. Su questo invece il primo lancio che abbiamo fatto è arrivato a 50 metri. Siamo fortunatissimi, è passata l'aquila, ci ha benedetto, primo lancio 50 metri, ma non vedevamo il ramo. No? Naturalmente il primo che va su è sempre il capo cordata, e quindi io... il nonno è quello che si può sacrificare, il nonno è sacrificabile, gli altri sono più giovani, quindi il ramo non era più grosso di così, no? Però vi assicuro che teneva, sono ancora qua, quindi no? Da lì poi si parte, non si lancia più, si parte ad arrampicare l'albero fino ad arrivare sui rami più alti possibile, per poi riuscire a mandare su una bandierina con il metro, farlo scendere fino a terra, si chiama direct take drop, e quindi prendere la misura dall'apice della pianta fino a terra. Ecco, alcuni si chiederanno, dicono, con i droni che abbiamo, con i satelliti eccetera, a cosa serve fare tutta questa fatica, e torniamo alla fatica inutile delle montagne, no? Fare tutta questa fatica per prendere una misura, no? Ecco, il problema è che con i laser o con i droni, soprattutto nella foresta amazzonica, cioè quindi in una foresta densa, voi riuscite a battere, se siete sopra battete il punto alto, ma non riuscite a battere il punto basso. Se siete a basso battete la base, ma non vedete i rami più alti. Uno dice, ma cosa vuoi che sia sbagliare di 1 metro o 2? Allora, gli errori satellitari o fatti col laser o col drone arrivano fino al 10%. Su 50 metri vuol dire che possono essere 55 o 45. L'errore può essere molto significativo. E uno dice, ma cosa vuoi? Una pianta? È una pianta. C'è un piccolo particolare, che sull'altezza della foresta amazzonica, poi facciamo i conti di quanto carbonio viene stoccato a livello mondiale da quella foresta. Quindi se io sbaglio di 5 metri l'altezza di tutta la foresta amazzonica, in realtà sbaglio tutti i conti su cui si basa l'economia mondiale, soprattutto in questo momento per la gestione appunto dell'anidride carbonica, ma soprattutto delle risorse vegetali che abbiamo. Per cui invece misurare una singola pianta, soprattutto quelle più alte, ci permette poi di tornare questi dati alla NASA o le altre agenzie spaziali, perché possano tarare i loro sistemi satellitari. Quindi noi usiamo i sistemi satellitari per vedere quelli che sono i più alti, ma in realtà quell'altezza lì è un'altezza relativa, cioè loro individuano quello più alto, ma non sanno se è 60 metri o 55 o 65. È indicativa la misura. Noi la andiamo a misurare e questo gli permette di tarare l'altezza di tutti gli altri. Quindi, mentre inizialmente questa arrampicata appunto poteva essere la ricerca o del record dell'albero più alto, che comunque non è
ha un significato scientifico lo stesso, perché sapere quanto un albero può crescere, quanto una specie può crescere, è comunque da un punto di vista fisiologico molto importante. Ad esempio noi ancora oggi, noi sappiamo che l'albero più alto al mondo è 115 metri, ma non sappiamo come l'acqua possa arrivare a 115 metri all'interno di una pianta. Con tutti i calcoli, con tutte le formule, con tutta la fisica, mettendo la fisica, la chimica, quindi la tensione, il legame dell'acqua, delle molecole, la coesione, tutto quello che volete, arriviamo a 85 metri. Ce ne mancano ancora 30. E non sappiamo come fa la pianta a portare l'acqua. Quindi non sappiamo neanche come la pianta fa a portare. Cioè, provate a pensare. Dipendiamo da questi esseri qui e non sappiamo neanche come fanno a succhiare l'acqua con i loro apparati radicali e a portarla in cima. Quindi noi continuiamo a dire piantiamo alberi, facciamo, ma non sappiamo assolutamente niente di come funziona un albero, di quali sono le specie di alberi. Stiamo parlando di milioni di specie di alberi che ci sono da 400.000 anni sulla faccia della Terra. Noi ci siamo da 400 milioni, 300.000 anni. C'è un po' di differenza, no? Gli alieni su questo pianeta siamo noi, non sono loro. Solo che noi non ci siamo mai presi la briga di studiarli in maniera adeguata, di avvicinarci. Ecco, l'arrampicata sull'albero ha il significato, oltre a avere questa connessione anche con l'arrampicata poi in montagna, ma ha il significato di avvicinare l'albero in una maniera, io dico, delicata. Non si utilizzano ramponi, non si utilizzano sistemi che feriscono la pianta, si sta attenti a spostare i rami, a cercare di non romperli, non sempre si riesce, a non ledere le epifite che ci sono. Quindi permette di avvicinarsi con cautela a questo mondo incredibile che sono i grandi alberi. Ecco, qua siamo sulla cima di questo Chihuahua, vedete che da quasi una decina di metri agli altri alberi. Questa è la foto di inizio che si fa sopra, non c'è nessuno che ti fotografa, quindi lì si fanno i selfie. Io li facevo ancora quando i selfie non esistevano, con la macchina fotografica sulle sequoie, no? Ecco, guardate, tutto il resto della foresta è più basso. Quindi questi sono proprio i giganti, cioè, a perdita d'occhio non ci sono alberi grandi come quello su cui siamo. Solo che quello su cui siamo è probabilmente, in questo momento, è il più alto che è stato misurato in maniera scientifica in Perù, 54 metri. Vi ho detto prima, in bibliografia però lo danno fino a 70 metri. Quindi se noi non abbiamo trovato nessun altro, ci sono due possibilità. O tutti quelli di prima erano dei pescatori che le hanno misurato, sono dei pescatori che quando prendono un pesce così dicono che è così, che potrebbe essere, ma l'altra soluzione è che quelli grandi li hanno già tutti tagliati, e che è più plausibile. Cioè, vuol dire che abbiamo già perso 20 metri di altezza di queste piante. È molto più plausibile perché comunque, secondo degli studi che abbiamo fatto, noi abbiamo scoperto anche in Italia, abbiamo misurato in Italia gli alberi più grandi, abbiamo trovato l'albero più grande in Italia, che è già la seconda volta, uno è caduto, non vi faccio tutta la storia per non andare, però comunque, sono degli abeti bianchi, 52 metri la Vez del Prince, misurato 20 anni fa, 52 metri e 15, misurato 20 anni dopo 52 metri e 18, 3 centimetri in 20 anni, l'anno dopo è caduto. Quindi abbiamo dovuto cercare un altro primatista. Questo è l'albero autoctono, era l'albero autoctono più grande d'Italia. L'altro primatista l'abbiamo trovato in Toscana, ce l'ha segnalato un monaco, è alto 52 metri e anche quello qualche centimetro, non ricordo sinceramente la misura esatta. Però proprio lì, a Valle Ombrosa, nel Casentino, eccetera, c'erano le grandi abetine dove venivano utilizzati questi alberi per fare poi le cattedrali, la cattedrale di Firenze come quelle di Roma, eccetera. E se voi andate a vedere queste cattedrali, ci sono dei tronchi di 50 metri che attraversano tutti interi. Ma se c'è un tronco di 50 metri, vuol dire che la pianta era almeno 60. Noi abbiamo trovato in Montenegro
l'abete bianco, quello che era l'abete bianco allora più grande d'Europa, più alto e più voluminoso, era 62 metri. Anche quello è caduto. No? Ma vuol dire che ci sono, l'albero in Italia avrebbe avuto la possibilità probabilmente di arrivare a 70 metri, ma non ci sono più, li abbiamo tagliati. Anche noi li abbiamo tagliati. Quindi anche noi abbiamo contribuito, come tutti, ad abbassare il livello medio delle nostre foreste, come altezza. E uno dice, cosa vuoi che sia? Torniamo al discorso di prima, cosa vuoi che sia? Moltiplicatelo per i milioni di ettari che ci sono e vedrete che cambia un po'. Qua eravamo appena arrivati, sopra eravamo abbastanza contenti. Però ecco lì, proprio a quel livello lì, in effetti c'era il nido dell'aquila. C'era il nido dell'aquila che quando sono salito la prima volta era sul ramo che mi guardavano per dire, e tu non sei una scimmia, non sei una, chi sei, cosa c'entri, cosa fai qua su, no? Fortunatamente non avevano ancora le uova, non avevano i piccoli, quindi ci hanno lasciato in pace. Ecco, questa immagine è interessante perché guardate la bandiera, poi questa è l'immagine col drone e cosa si vede? Che abbiamo sbagliato la punta, ok? E uno dice, vabbè, è sbagliata di almeno 1 metro e basta. Sì, ma questo vuol dire che poi abbiamo dovuto scendere e rifare tutto. Questo è passato 10 minuti prima che arrivassimo noi. Proprio queste sono le fototrappole che hanno preso il puma, che è passato proprio nel momento in cui stavamo. Ecco, questo è il gruppo appunto di RBO dove abbiamo misurato e scoperto questi grandi chihuahuaco. Altra cosa interessantissima è che uno dice, quanto, vi ho detto, 60 metri cubi, 54 metri, rispetto al generale Sherman che è 84 metri, 1500 metri cubi di volume. Dici, ma avete trovato un alberello? Ce ne occorrono 30 di quegli alberi lì per fare un generale Sherman, no? Però quella sera lì, insomma, dopo aver bevuto 2 birre, abbiamo fatto un po' di conti, no? Perché parlando tra di noi dici, allora, generale Sherman 1500 metri cubi, Chihuahuaco che abbiamo scoperto, che l'abbiamo chiamato il Taita, il papà, guarda caso sempre, no? 60 metri cubi, quindi occorrono 30 Chihuahuaco per fare un generale Sherman, che è la pianta in volume più grande del mondo. C'è un piccolo particolare, che il generale Sherman ha una densità di legname molto bassa, 0,5, il Chihuahuaco ha 0,9. Quindi se noi facciamo un conto alla carlona, ne bastano 15 di alberi per fare un generale Sherman. Ok? E però il generale Sherman per diventare così grosso ci ha messo 2500 anni. Quello che abbiamo misurato noi 1200. Quindi tagliamo ancora a metà. Ne bastano 6 per fare il generale Sherman. Se poi andiamo a vedere la quantità di anidride carbonica che riescono a immagazzinare, è ancora doppia rispetto a quella. Quindi con 3 Chihuahuaco facciamo il generale Sherman. Il generale Sherman è protetto da 200 anni. Questi qui li tiriamo giù a ritmo di 500 al giorno. C'è qualcosa che non va. Ecco, poi sulle canoe è un momento in cui ci si può anche riposare, se tutto va bene, se non piove. Altra cosa che facciamo è, durante le esplorazioni, o comunque durante... questo qui è siamo a Tiputini, siamo nel centro sperimentale di Tiputini, quindi all'interno della foresta amazzonica ecuadoregna, e questi sono dei ragazzi universitari a cui ho fatto lezione appunto raccontando un po' di cose sugli alberi. Facciamo le lezioni teoriche e poi abbiamo istruito invece biologi, antropologi, botanici eccetera per arrampicare proprio in sicurezza gli alberi, e per poter installare, in questo caso abbiamo contribuito a quella che era il primo progetto di misurazione attraverso le fototrappole della vita sopra gli alberi a 50 metri.
4 anni prima, proprio avevo parlato col direttore del centro sperimentale di Putini, gli ho detto ma perché non mettete delle fototrappole anche sugli alberi? Ha detto nessuno l'ha mai fatto perché occorre qualcuno che sappia andare sugli alberi lì sopra, no? E quindi gli abbiamo portato giù il cannone, gli abbiamo regalato il cannone, gli abbiamo insegnato a loro a salire e abbiamo messo insieme le prime fototrappole, poi hanno continuato a metterle e quindi adesso è stato avviato questo progetto appunto che permette di vedere che cosa succede effettivamente sia di giorno che di notte sui grandi alberi, no? Perché prima altrimenti le fotografie venivano fatte degli animali, ma anche vedere solo da terra, quindi capite bene che la visuale non è buonissima. Certo, si possono avere delle buone macchine fotografiche, ma anche qui non è semplicissimo riuscire a capire, ad esempio, come si comportano. C'erano due studiosi, due colombiani e una canadese, che è quella che avete visto anche nel video. Non era storto il video, era lei che stava sotto intanto che metteva la fototrappola, che sono costretti a correre in giro per tutta la foresta per seguire questi gruppi di scimmie, per capire cosa fanno e cosa non fanno. Se il fiume si alza di 2 metri, nuotano nel mezzo del fiume per seguire le scimmie, che invece saltano da un albero all'altro, quindi non si bagnano. Ogni tanto abbiamo dovuto nuotare anche lui. Ecco, questa è la dottoressa canadese, che, devo dire la verità, quando l'ho visto ho detto, buono, questa no, come facciamo a portarla su? Ecco. Una tenacia e una voglia di arrampicarsi, di riuscire a fare quello per cui era venuta, incredibile, no? Devo dire, tanto di cappello, è stata veramente bravissima, no? Scusa, ma se ci sono le piante sui rami vuol dire che c'è del suolo? Perché... Sì, allora, non tutte le piante, non tutte le epifite hanno bisogno di suolo, però... no? Il suolo che voi vedete certe volte sui rami, noi lo chiamiamo appunto la terra del cielo, perché si forma sui rami ed è un terreno completamente diverso da quello che si forma a terra, no? Perché a terra ci sono i minerali, ci sono animali che passano, eccetera. Sopra è composto solo da determinate foglie, normalmente quelle dell'albero che ospita, no? Quindi la composizione è completamente diversa e proprio in quel suolo lì è facilissimo che vivano microrganismi, felci, muschi, piante, animali completamente diversi da quelli che ci sono al suolo. Quindi il microhabitat è proprio dato dal clima che si forma all'interno della grande chioma degli alberi e dal terreno che si forma lì. Ecco, l'altra dottoressa, lei è colombiana, e a me piace molto questa fotografia perché si è messa a piangere quando è arrivata sull'albero. Ha detto: io non avrei mai immaginato nella mia vita di poter studiare le scimmie dalla loro prospettiva. Io sono sempre corsa dietro da terra e ho sempre guardato da terra quello che facevano, no? E a me ha emozionato appunto questa cosa, questa possibilità che siamo riusciti a dare. Guardate il colore della corteccia di questo ficus. In realtà questi qui sono tutti licheni, cioè non è la corteccia, sono licheni colorati che stanno attaccati alla corteccia e che gli danno queste diverse tonalità, sembrano delle macchie, no? Ecco, come dicevo, non sempre appunto è semplicissimo camminare. Pensate che il semplice camminare, ecco, non so quanti chilometri o quanti passi riescono a fare a 8000 metri, molto pochi, ma nel mezzo della foresta tropicale 3 chilometri al giorno sono tanti. Quindi quando avete camminato 3 chilometri siete già morti, solo che quando avete camminato, siamo riusciti a fare 3 chilometri, poi dobbiamo arrampicarci. Questo è un pezzo di foresta allagata, vuol dire che il fiume si alza con tutti i suoi piranha, i coccodrilli, le anguille elettriche, con tutte le sanguisughe, quindi non è semplicissimo neanche passarci. Invece ogni tanto si trovano degli animaletti un po' più tranquilli rispetto a quelli. Ecco, serpenti ce n'è di tutti i tipi. Nella foresta amazzonica non conviene andare in giro di notte, no? Non vanno neanche loro, quindi neanche
le popolazioni indigene non si spostano normalmente di notte se non per andare a cacciare, se non hanno la luce e se non in sentieri già predefiniti. Perché qualsiasi essere che trovate poi all'interno della foresta di notte probabilmente è letale. No? Ecco, questa è una piccola rana, questa non è di quelle velenose hanno dei colori molto sgargianti, ti avvisano subito, ti dicono non toccarmi perché sennò sei morto, sono neurotossica, basta che mi tocchi, ciao ciao. Questo è un ragnetto che sta facendo la muta, questo è il risultato. Questa è la fine di un'arrampicata che insomma diciamo che ecco, l'altra difficoltà è che comunque non solo si arrampica diciamo degli alberi molto grandi, ma normalmente si arrampica sul bagnano. Quindi immaginatevi queste piante o sono sempre umide o addirittura piove, una delle due, quando va bene sono umide, se va male piove. Il vantaggio è che se piove non è la pioggia gelata che abbiamo da noi, è una pioggia che è abbastanza tiepida, insomma è sopportabile la pioggia. Diciamo che rende comunque difficoltoso tutti i movimenti e tutto il resto. Ecco, quindi vedete anche nella verticalità, questo è un fusto, cioè le piante riescono ad attaccarsi e poi a bloccare determinate terre, eccetera. Cioè, anche qui se voi guardate questi rami o queste branche di queste piante sono completamente piene di... in alcuni casi non si capisce neanche quali sono le foglie della pianta e quali sono quelle dell'albero, e questo può essere appunto può essere difficile, o non sapete neanche dove mettere i piedi, o se li state mettendo sul fusto o se li state mettendo su delle piante che invece non vi tengono. Questi sono altri tipi di bromeli. Ecco, questo è una seiba. La seiba ha un'altra difficoltà, che i rami più giovani, quindi quando arrivate in cima dite ah sono quasi arrivato, hanno le spine, no? Quindi per non lasciare niente di... Ecco, poi anche qui certe volte non capite se questo è una parte di pianta o se invece è qualcosa di un po' più velenoso rispetto a... Ecco, questo anche è straordinario, questo è un ficus che praticamente non tocca neanche terra, quindi è passato sopra i rami e cala le radici fino al terreno per creare poi nuove strutture che lo sostengono. I ficus sono una cosa straordinaria all'interno della foresta. I ficus, questi sono dei ficus strangolatori cosiddetti, nascono da epifite sopra i rami, quindi epifite vuol dire che qualche uccello portano le bacche, si puliscono il becco e lasciano lì. La pianta cresce, poi pian piano cresce assolutamente con le radici senza bisogno di terra, senza niente, vive con la luce del sole, raccoglie l'umido con queste radici che scorrono sui rami che ospitano. Quando arrivano sul fusto ci possono essere 4 o 5 ficus che nascono sui vari rami, si incontrano e si fondono, anche se sono di specie diverse, si fondono e poi cominciano a scendere sul fusto, no? Quando arrivano a terra si ingrossano immediatamente, cioè quando toccano terra, che sentono che sono arrivati sul suolo, vedete, fanno queste colonne enormi che portano sul cibo alla pianta. Quindi la pianta in quel momento comincia a essere espansiva sopra la chioma dell'albero e cominciano a fare delle connessioni a livello orizzontale, per cui abbracciano il fusto su cui sono nate, inglobandolo praticamente all'interno. Loro lo chiamano matapalo, cioè ammazza l'albero che c'è dentro, in realtà appunto lo mangia praticamente, no? Quindi fino a costruire praticamente questa che io lì sono a 20 metri che salto fuori, entrando da dentro una specie di torre Eiffel vegetale straordinaria, bellissima, no? Che alta più di 30 metri, sotto alla base siamo 6 metri e c'è questo ficus. La pianta non c'è più, la pianta ospite che ha ospitato questo ficus non c'è più, è stata divorata dal ficus e uno dice, allora vedi che Maroè, quando dici che gli alberi non fanno la guerra non è vero. Questo qui è un ficus killer, infatti lo chiamiamo ficus killer. Ma questa è la nostra modalità di capire la realtà.
no? Ci sono i patogeni, ci sono i simbionti, ci sono i parassiti, ma nella foresta non è così. Questo io vi ho detto che si è mangiato, che l'ha ucciso, ma in realtà questo è il rapporto tra i due. Ma se noi guardiamo la foresta intera, questo albero, quello del ficus, ha sostituito un albero più piccolo che stava deperendo, l'ha sostituito in meno tempo, senza farlo cadere, senza fare danni, spendendo la minore energia possibile e prendendone il posto. Quindi dobbiamo considerarlo un simbionte, non un patogeno. Quindi noi dovremmo cominciare a pensare alla foresta, ecco, questo sono delle riprese, fatte culture non sono montate, però questo è l'albero, è il ficus di cui vi ho parlato, è veramente spettacolare come pianta, no? E dentro ci può camminare tranquillamente un uomo. Il bello è che dentro sta crescendo un altro ficus che sta andando a fare lo stesso, cioè dopo ucciderà questo fuori crescendo da dentro. Quindi è un ciclo che continua all'infinito, no? Ed è straordinaria questa cosa. A 20 metri, è quello di prima, no? C'è il sotto che si rastrema e poi va su sempre più. E dopo sopra si apre la chioma. A 30 metri si apre. E questi, ad esempio, queste che vedete qui, non sono delle foglie secche, sono le foglie nuove. Ma se la pianta facesse le foglie nuove, belle, verdine, tenerine, tutti gli insetti se le mangerebbero. Invece le fa che sembrano delle foglie secche, per cui restano lì, appese, no? E poi quando hanno mangiato, arriva il nutrimento abbastanza, nel giro di pochissimi giorni, paf, diventano verdi, diventano un po' più coriacee, in modo che gli insetti che ci sono non se le pappino tutte. Questo è l'interno del ficus che vi ho mostrato prima. È veramente, per me è una delle piante più belle in assoluto. E questa invece è un'altra delle piante straordinarie. Questo è un altro ficus, cioè, guardate la differenza tra il ficus di prima e questo qui. Non è un ficus strangolatore, però molto probabilmente è una specie nuova. Cioè c'è questo albero enorme, nessuno ha mai saputo che albero è. E quindi siamo saliti in cima, l'abbiamo misurato, abbiamo raccolto le foglie, raccolto materiale genetico che poi abbiamo portato in Italia, adesso lo sta studiando l'Orto Botanico di Palermo, l'Università di Palermo, e se siamo fortunati abbiamo scoperto una nuova specie che non è l'alga che cresce sopra il rametto, è l'albero intero. Allora io pomposamente continuo a chiamarlo Ficus maroensis perché non mi interessa poi che nome gli metteranno gli scienziati, no? Però dico, se è una specie nuova, almeno per un po' resterà Ficus maroensis, però poi insomma vedremo, il nome non è proprio... Ecco, un'altra cosa interessantissima è come cambiano le radici, queste costolature, che sono proprio quasi dei muri, delle lame, sono stretti, meno di 10 cm, possono arrivare a 7-8 metri di altezza e sorreggono appunto come degli enormi pilastri alberi che arrivano a 60, 50, 60, 80 metri. Una volta che poi hanno sfruttato la loro utilità di sorreggere la pianta come bastioni, si trasformano, non restano più verticali, ma si trasformano in enormi serpentoni che percorrono la foresta a rotondi, quindi diventano da verticali a rotondi e percorrono la foresta per centinaia di metri. Quindi la parte che ha diciamo la funzione di sostegno sono questi enormi puntelli, l'altra sono dei tiranti che servono sia da tirante sia per andare poi a ispezionare, a prendere il nutrimento attorno nella foresta. Perché dovete pensare che uno dei danni maggiori, come l'abbiamo avuto qui in Carnia con la tempesta Vaia, ma come soprattutto c'è in Amazzonia, che è causato dalla deforestazione o dall'abbattimento degli alberi e dalle
successive alluvioni, è l'asporto dello strato umifero del terreno. Allora, se la foresta equatoriale ha uno strato di 50 cm di terreno buono e tagliate tutti gli alberi e lasciate quel terreno buono al sole, non cresce più nulla. È terra che diventa sterile. Se in più ci mettete qualcosa al pascolo, è finita. Questo è impressionante, perché poi quando sono andato, ci arrivo dopo, comunque va bene, questo è il gruppo che poi abbiamo misurato, abbiamo scoperto questo albero. Ecco, la chioma di quest'albero qua sono 7.000 metri quadrati, 2 campi friulani di mais, copre 2 campi, la chioma è alto 45 metri, quindi non è altissimo, ma vi assicuro che è una cosa incredibile. Vi dicevo, proprio per riuscire a tenere in piedi questi alberi enormi, quindi questi alberi si basano su un piatto radicale, quindi abbiamo questi enormi costoloni di radici e poi queste radici che vanno a fare i tiranti da tutte le parti. Ne abbiamo trovato uno che anche lì, proprio sul bordo del fiume, praticamente è arrivato il fiume, si è mangiato al solito una parte di terreno, c'era questa enorme pianta che si è inclinata totalmente, questo piccolo dice, se lo porta via il fiume. No, ha trasformato una di queste radici in un tirante praticamente diagonale che partiva da 10 metri e correva per centinaia di metri, largo così, che sorregge tutta la pianta è completamente inclinata e questo lo tira. Quindi sono degli ingegneri che uno non capisce come fanno a comprendere che cosa c'è attorno, che cosa gli sta succedendo e come fanno a farlo così velocemente, perché è veloce la capacità, perché se non fosse stata veloce l'albero sarebbe caduto, no? Quindi la quantità di materiale che mettono per fare il tirante, mandano tutto il materiale che producono, lo mandano in quel punto lì, non è che non costruiscono più da altre parti. La prima cosa è mettere in sicurezza la pianta e fanno questo. A livello diciamo degli studi proprio, l'apparato radicale è quello che reagisce per primo. Cioè noi pensiamo che le radici, noi non le vediamo, invece le radici sono impressionanti. Questo qua, se lo guardate, sembra un siluro, no? Questa è una seiba, qua siamo a più di 50 metri, ci sono queste lamette sotto che la tengono in piedi, il fusto proprio si rastrema quasi a zero, nel punto più basso, nel punto in cui tocca a terra, e poi si ingrossa subito dopo le alette radicali. Qui siamo alle Bahamas magari, alle Galapagos, no? Alle Galapagos questa è una seiba, e anche qui, allora, alle Galapagos non ci sono grandi alberi, ci hanno chiamato per vedere di salvare l'unico grande albero che c'era, che è questo, 17 metri di circonferenza, guardate il taglio sopra, è un taglio praticamente di oltre 2 metri di diametro, e tutta la pianta è stata tagliata in questo modo, la vedete qua, cioè, occupava tutta l'area. Su questa pianta, su questi rami immensi avevano costruito una casa, no? Che probabilmente anche il fatto di aver costruito la casa non ha giovato alla pianta, si sono rotti 2 rami, hanno avuto paura, questo è uno dei 2 rami, si sono rotti, hanno chiamato i pompieri naturalmente sono arrivati lì e hanno tagliato tutto come potevano. Poi hanno detto, ma dobbiamo salvarla, hai capito? Allora, hanno chiamato il URBA dall'Italia e gli hanno detto, cosa facciamo? No? Allora, questo ramo qui è completamente staccato da tutto, è il primo ramo che è caduto, non sono riusciti a spostarlo, perché questo si è piantato lì, hanno tagliato tutta la parte esterna sotto e guardando quel ramo lì che è lì da 2 anni, io ho visto che ha fatto dei polloni, no? Quindi siamo 2 metri di circonferenza, senza radici, senza niente, ha fatto dei polloni che dopo 2 anni sono ancora vivi, e uno di questi aveva i fiori e i semi.
dopo 2 anni. Se voi guardate questa pianta, a differenza di quella che avete visto prima, che è una sempre alle Galapagos, guardate bene il fusto di questa qui. Questa è sorella di quella, sono più piccole, ma guardate il colore, guardatelo bene. Sì, è andato troppo di corso. Guardate il colore di questo. Cosa notate? È verde, ma era marrone come quello di prima. Gli hanno tagliato tutta la chioma e la pianta senza chioma, senza foglie non può vivere. Deve fotosintetizzare. Per fotosintetizzare cosa ha fatto? Ha buttato giù la corteccia e tutta la pianta è diventata un'enorme foglia verde che fotosintetizza. E quindi ha riemesso dei polloni sopra, che però sono insignificanti in questo momento per mantenere tutta la struttura. E quindi tutta la struttura in realtà è diventata un'enorme foglia. Quindi ha regredito a uno stadio giovanile, perché i germogli nuovi fotosintetizzano, perché sono ancora verdi. Se voi guardate anche a casa, il germoglio nella prima fase primaverile è verde, anche degli alberi, quindi sta fotosintetizzando. Quando diventa inverno, lignifica e diventa marrone, non fotosintetizza più. Ci sono certe piante che da noi mantengono questa capacità. Fatemi un esempio. No? Il platano. Se voi grattate il platano con un'unghietta, sotto è verde. Per questo il platano sopporta bene le potature drastiche, perché fotosintetizza tutto il tronco. Se voi fate lo stesso trattamento a un ipocastano, primo anno torna, ma se lo potete anche l'anno seguente allo stesso modo, è morto. Ok? Allora questa pianta qui ha una capacità, una vitalità mostruosa. Dove ero prima, in realtà le foto sono messe male, dove c'è il signore davanti, lì c'è un allevamento di bestiame. Era caduto un altro grande ramo, così lui cosa ha fatto? Visto il ramo, l'ha pulito, l'ha bucato tutto e ha fatto un grande abbeveratoio per tutte le sue vacche. E io ho guardato questo abbeveratoio, guardo, alla fine dell'abbeveratoio c'è un albero che sale, guardo e dico, ma è suo, no? Gli dico, ma da quando? No, io avevo tagliato tutto, poi è nato sta robetta, sto rametto qui e continua. Tutto il tronco, 20 metri di tronco, che lui ha scavato, c'ha l'abbeveratoio e tutte le vaghe, da 30 anni, è tutto vivo. E le radici di quell'albero là, e ha fatto praticamente tutto l'albero radicato. Ha fatto le radici e sostiene, quindi è un abbeveratoio vivente, no? Cioè, allora pensate alla vitalità che possono avere queste piante all'interno della foresta, cioè hanno delle capacità di riprodursi, di resistere, che ancora noi non conosciamo, no? Tra l'altro questa ha un'altra particolarità. Qui siamo su terreno vulcanico. Facendo il giro, molte piante sono bucate, c'è un buco, e dico, sono andato subito a vedere, vado a vedere nel buco, guardo e c'è una scala. Come una scala? Allora, io sono entrato nelle piante, sono sempre andato in su, non sono mai andato in giù. Quindi vado in giù e c'è la stanza del pirata. Cioè, il proprietario ha fatto la stanza del pirata. Una stanza, sottoterra, sotto l'albero. Ho detto, io ho trovato il buco e allora io ho fatto la stanza. Non ho qui le fotografie, no? Ma vedere l'apparato radicale dentro la terra è una cosa incredibile, no? E siccome è roccia vulcanica, voi vedete, questo qua non ha i bastioni radicali molto sviluppati, perché ha queste radici, siccome il terreno è poroso e c'ha aria, perché le radici si possono affondare nel terreno, deve esserci l'aria. Se no, come nella foresta amazzonica, 50 cm basta, sotto 50 cm non c'è una radice. Qui invece vanno giù sotto anche 5-6 metri perché c'è l'aria, il terreno è poroso. Quindi anche qui
quando pensiamo a una pianta enorme che ha delle radici profondissime, non è così scontato che abbia delle radici profonde, no? Qui invece siamo già in Brasile, no, qui non siamo più in Brasile sono andato nella fazenda di Salgado, che c'è ci sono tantissime fotografie che mostrano appunto che ha recuperato questi 1000 ettari della sua famiglia, dove prima avevano i bovini e adesso stanno rifacendo la foresta, hanno ripiantato, c'è un vivaio enorme, hanno un vivaio dove coltivano, vanno a prendere i semi di oltre 350 specie, e infatti questi qui sono i raccoglitori di seme, quindi qui l'arrampicata sull'albero serviva per andare a prendere i semi. Quindi da una parte serve per studiare, in questo caso serve per andare a prendere i semi. Quindi qui insegnavo loro a salire, andare a raccogliere i semi che poi riproducevano all'interno del vivaio. Vivaio che dico, 350 specie diverse raccolte nella foresta, riprodotte per 1 milione di piante all'anno. Milioni di piante all'anno che vengono reimpiantate tutte nella fazenda da 25 anni. Poi guardate le fotografie, belle, viste dall'alto, quelle che ci sono su internet, andate a vederle, ha portato un terreno desertico a diventare una foresta. Quello pensavo anch'io. 1 milione di alberi, 350 specie, 90% di quella foresta è fatto da una specie sola, che non è autoctona. È come se quello che noi vediamo fossero tutte a caccia. Le piante sotto non crescono. Le piante che una volta popolavano quella non crescono. Ne piantano 1 milione all'anno, da 25 anni, non ci stanno. Allora cos'è che ci insegna questa cosa? Quando noi abbattiamo un albero di 1200 anni, non siamo in grado di rifare un altro albero di 1200 anni, dobbiamo aspettare 1200 anni. Noi siamo in grado di rifare la Notre Dame in 5 anni, con la nostra tecnologia, ma non siamo in grado di rifare un albero in meno di 1200 anni se deve avere 1200 anni. Questa è la prima cosa. Ma adesso c'è tutta questa cosa straordinaria, adesso non si arrabbia, che dobbiamo piantare alberi, 30 trilioni di alberi. Mancuso, che comunque è uno scienziato, no? Piantiamo alberi, salviamo il mondo. Salviamo il mondo, l'ostrega, detta bene, no? Piantare alberi adesso vuol dire che quegli alberi lì, se siamo bravi, se riusciamo a farli crescere, eccetera, funzioneranno fra 100 anni. Non abbiamo 100 anni di tempo. Chi è che funziona adesso? Qual è la macchina perfetta che funziona adesso a sottrarre anidride carbonica? In Italia, gli alberi, sì, è facile come risposta, ma in Italia abbiamo il 35% di superficie boschiva contro il 20% di superficie che c'era subito dopo la guerra. Quindi è aumentato del 15%. I boschi in Italia sono aumentati del 15%. Siamo un paese forestale, 35% della nostra... siamo un paese forestale. Piccolo particolare, che le foreste che abbiamo fanno semplicemente schifo. Da un punto di vista produttivo, di capacità di sottrarre anidride carbonica, di crescita, di tutto quello che volete. Abbiamo pochissime foreste buone, per fortuna sono tutelate, ma sono poche. Una foresta matura è in grado di offrire quello che adesso pomposamente si chiamano servizi ecosistemici. Ma una foresta matura, non un campo di pianticelle che abbiamo messo giù come se fosse mais. Una foresta matura vuol dire che in centinaia e centinaia di anni ha stabilito tutti quei rapporti che permettono al grande albero di avere una biosfera, un ecosistema e una biodiversità enorme all'interno dei suoi rami. Occorrono 1000 anni. Non occorre di meno. E noi non siamo capaci di farla. Non siamo capaci di fare una semplice foresta. Perché non siamo capaci di creare queste sinergie, non solo tra gli alberi, tra i microrganismi, tra gli animali, tra la microflora, tutti i microhabitat, non siamo capaci, non sappiamo neanche quali sono. Quindi
la soluzione, la prima cosa da fare sarebbe da dire: le foreste mature non si toccano. Non si toccano più, da domani, basta. Non solo l'Amazzonia, in tutto il mondo, perché sono quelli di cui abbiamo bisogno adesso. Poi possiamo piantare tutti i milioni di piante che vogliamo e da quelli possiamo anche fare il legname che ci serve per fare i palchè, non da quelli di 1200 anni. Quindi dovremo cambiare completamente il nostro pensiero sul mondo vegetale. Ma non è il mondo vegetale, la foresta non è fatta di alberi, non è fatta solo di alberi, è complessissima. Il terreno, un grammo di terreno racchiude migliaia, se non milioni di microrganismi, un grammo. E tagliando gli alberi diventa sterile, vuol dire che poi lo prendete quel grammo lì, non c'è più niente, lo guardate, non c'è niente, niente. Per cui non cresce niente. E non siamo in grado. E uno dice: ah, ma rimettiamo le piante autoctone che c'erano. E quelle ti dicono: colpifero che cresco qua. Dove mi metti? Mi affami? Ma noi siamo così presuntuosi da pensare che si può fare. Ma è finita, per fortuna. Noi pensiamo di essere capaci di farlo. I nostri giardini, quelli vecchi, cominciano a funzionare abbastanza bene. Vecchi intendo 200 anni, sempre che siano gestiti bene. No? Ma nei giardini non ci sono queste interrelazioni tra le varie piante. Per cui noi mettiamo una pianta e diciamo: ah, parte, è cresciuta, e finché ha la roba nel vaso, magari cresce, eccetera. Ma è una pianta poveretta. Nel bosco ogni pianta cresce perché c'è il grande albero, ci sono tutti gli altri alberi vicini, ci sono le formiche che ogni tanto difendono certi alberi, ogni tanto se li mangiano, e se se li mangiano c'è l'altro insetto che si mangia la formica, poi c'è la pianta che dice: no, questa formica qui, allora guarda, a me mi mangia, però allora se tu fai questo prodotto qui non ti mangia più. Poi c'è il bruco che invece diventa una farfalla, allora quando è bruco si mangia le foglie, ma quando è farfalla invece va a impollinare. C'è un sistema perfettissimo che noi non saremo mai in grado di rifare. No, e non lo conosciamo. Perché non siamo in grado di farlo? Prima di tutto perché non lo conosciamo. Non lo conosciamo. E su questo siamo di una supponenza assoluta. Perché poi... Una fortuna che non lo conosciamo. Una fortuna che non lo conosciamo. Insomma. Allora, poi chiudo. La noce del Brasile è quella buona, no? Allora, loro la chiamano castagno brasiliano. Alberi da 50 metri, un albero da 50 metri cosa si fa in Brasile? Si taglia sotto e si vende, ok? E hanno fatto così quasi a portarlo all'estinzione perché comunque era un legno pregiato. Dopodiché un'industria farmaceutica si è accorta che però la noce aveva delle caratteristiche incredibili. Ha detto: no, ferma, io compro le noci, no? E poi vendo le noci perché... E hanno cominciato a vendere le noci e si sono accorti che il prodotto di un albero di noci, il prodotto in noci di un albero, equivaleva in valore all'albero abbattuto del legname. Solo che una volta che abbatto l'albero prendo i soldi una volta. Le noci invece me le fa gratis ogni anno. Quindi hanno detto: fermi, non si tagliano più i noci brasiliani, protetti, non si può più tagliarli. Quindi voi adesso andate nelle zone deforestate e vedete che non c'è più la foresta e ci sono i noci brasiliani sfigati da soli. Non producono più nulla. Nulla. Però la legge li protegge, quindi non li tagliano. Però quando muoiono, dopo sono morti, allora possiamo tagliarli. Siamo degli idioti. E finisco con la deforestazione, nel senso, l'ultimo esempio, Brasile. Allora, mentre in Perù la deforestazione è puntiforme, ma il problema della puntiformità di questa deforestazione è che tolgono gli alberi più importanti e per portarli fuori distruggono un'altra 3/4 di foresta, per cui la distruzione è
enorme. In Brasile sono stati un po' più speditivi, no? Danno delle concessioni grandi più o meno come la Sicilia, a una ditta sola, questa entra, taglia tutto, no? Poi la concessione è per riforestare. Cioè io ti do una concessione a te, industria del legno, e ti dico devi riforestare la Sicilia. Tu vai lì e dici ma c'è già la foresta, ma tu devi riforestarla. Allora come faccio per riforestarla? Taglio tutto, vendo il legname, sono bravo, no? Vendo il legname e poi cosa ci faccio? Ci metto qualcosa che cresca rapida e che mi dia un ricavo. Quindi cosa metto? Eucalipto. L'eucalipto cresce velocissimo. In Brasile 50 metri in 30 anni. Ne ho arrampicato uno 46 metri, 25 anni. E poi vendo le quote carbonio perché ho riforestato, ho preso i soldi per la riforestazione, poi vendo le quote carbonio del mio bel investimento grande come la Sicilia di eucalipto. Dopo 25 anni taglio tutti gli eucalipti di nuovo, faccio da zero tutta la Sicilia, immaginate tutta la Sicilia, non un pezzettino, tutta. Dopodiché ho lasciato tutti i legnacci lì perché ho venduto solo i tronchi belli, no? Cosa facciamo? Picchiamo il fuoco. Quindi bruciamo, perché bisogna bruciare per fare cosa? Perché reimpianto un'altra volta, prendo i soldi di nuovo per reimpiantare. Però le ceppaie di questi eucalipti sono maledetti, ributtano fuori. Quindi cosa faccio prima di reimpiantare? Diserbo, Roundup, tutta la Sicilia. Diserbo e poi finalmente posso reimpiantare la seconda volta. Cosa reimpianto? Che ho diserbato. La stessa specie, lo stesso clone. 4 volte prendo i soldi sullo stesso terreno. Capite che è praticamente impossibile bloccare una cosa del genere, perché non è l'albero che viene tagliato in Perù. L'albero che viene tagliato in Perù, ad Arvio si sono inventati questa cosa di dire facciamo che adottiamo gli alberi, non noi, la gente in giro, cioè io posso adottare, io ho adottato, noi come fondazione abbiamo adottato il Taita, quindi paghiamo una quota ogni anno perché il Taita resti lì. In realtà quella quota come viene usata? Viene usata per dire ai boscaioli illegali vieni qua, invece di fare il boscaiolo fai il guardiaparco, non hai la motosega, io ti do il fucile al massimo, ma non ti do neanche il fucile, no? Tu devi fare in modo che nessuno venga dentro qui a tagliare gli alberi. Quindi trasformiamo di nuovo le popolazioni locali in quelli che tutelano gli alberi, pagandogli dignitosamente il lavoro che possono fare. Ed è forse l'unico modo per ritornare indietro, per dare sostegno a quelle popolazioni, perché sennò dovete considerare che quelle popolazioni lì lavorano comunque. Il bosco è... Chi tutela le popolazioni? Appunto, nessuno. Le popolazioni, non gli alberi. No, però facendo così, tutelando gli alberi, con i soldi che tu usi per adottare l'albero, quei soldi lì vengono adottati, vengono usati per pagare un guardiaparco. No? E se non altro non abbatte. Per cui lo togli dall'abbattere e lo metti no? Se tutto il processo ha funzionato ad esempio per le zanne di elefante, quelli che andavano a sparare agli elefanti adesso sono i guardiacaccia, no? Potrebbe funzionare anche per gli alberi, perché poi puoi adottare l'albero, puoi adottare l'ettaro, è logico che noi adottiamo l'albero, abbiamo adottato anche l'ettaro intorno, no? Però se tu adotti, se ci sono delle compagnie che adottano 100, 1000 ettari, non paghi un guardiabosco, ne paghi 10, no? E quindi riesci a sostenere le popolazioni, quindi le popolazioni locali tornano a vivere all'interno della foresta in maniera dignitosa facendo i protettori, come lo fanno le popolazioni che non vogliono essere contattate, no? Ci sono delle aree nello Yasuní e anche nel Perù dove ci sono delle popolazioni che hanno detto noi non vogliamo nessuno qua dentro, quindi lo Stato ha dato queste concessioni a queste popolazioni. Se tu passi il loro confine, una cerbottanata, col velenino della rana e resti là.
ma c'ha ragione. Ha ragione. Nello Yasuni l'Ecuador ha una sola grande industria che sostiene tutta ne ha due in realtà. Il turismo, pensate a San Galapagos, un sacco di cose, no? La foresta tropicale, eccetera. E il petrolio. Il petrolio dove sta? Sotto lo Yasuni. E cosa facciamo? O teniamo la foresta o prendiamo il petrolio. No? E ora abbiamo. Basta. Quindi credo di aver detto un po' di cose di quelle che sono successe e spero di non avervi stufato abbastanza. Sicuramente hai mantenuto quello che abbiamo scritto nel titolo, no? Abbiamo scoperto, ma abbiamo anche fatto qualche pensiero, perché sì, sono belle le storie degli alberi e tutto, però effettivamente non siamo proprio così intelligenti per l'uso che ne facciamo, proprio anche perché non le conosciamo così poco. E, beh, insomma, io ascolto da qualche anno Andrea, ma insomma sentire parlare degli alberi e nonostante sia veramente poco quello che conosciamo, è comunque sempre molto affascinante sentire queste cose, anche se poi tocca sentire anche la parte finale, che è quella più bella in questo. Comunque, se volete conoscere di più dell'attività che fa Andrea, lui comunque popola i suoi social, no? I blog e anche il suo sito, per cui per avere notizie in più della Giant Trees Foundation, o anche se volete sostenerla, perché ovviamente questi progetti, questi studi non è che si fanno proprio gratuitamente, potete andare sul suo sito e trovano tutte, oppure potete venire il venerdì. Ti pago come promoter, perché Oppure se volete conoscere Andrea un po' quello che fa o anche insomma dove vive, perché anche lui vive su una strada trafficatissima, ma in realtà in un'isola, e a Tarcento, no? Ogni venerdì sera, se volete conoscerlo, sapere un po' più dalle di lui. 18 in poi, diciamo. A meno che non vogliate venire a lavorare, allora potete venire prima. Prima, ecco, per lavorare bisogna andare prima, invece per conoscere lui ospita lui in realtà ha fatto tutto questo per avere i giovani. Adesso te lo diciamo. Via Pontebana 64, ma vi conviene andare sul sito e calcare direttamente dal sito, perché Google se no vi manda lì vicino ma non lì. Per cui ho provato comunque più volte. poco, come possiamo dirlo, poco prima del mobilificio lì, come si chiama? Prima del distributore. Prima del distributore c'è l'insegna, c'è una stradina che entra dentro, lui abita in quest'isola. Non dovete aver paura dei cani per venire, Ecco. perché poi tra le varie cose ci sono i cani di adozione, i cani di orfanatrofio, dico io. E dopo insomma c'è questa scuola che lui fa, che lui organizza. Quest'estate però è fatto, Sì. anche se sei stato via. C'è questa scuola, la Forest Summer School, che io ho frequentato una settimana nel 2019 con mio figlio a Passopura, dopo che Vaia aveva ben distrutto tutto quello che c'era lì, e praticamente una settimana abbiamo vissuto lì e abbiamo ripristinato il primo pezzettino del sentiero per ipovedenti che Vai aveva distrutto. In realtà si doveva andare su per farci la manutenzione e invece o meglio, non so se ha più distrutto Vaia o se più hanno distrutto quelli che hanno portato fuori le ceppaie, ma non entriamo in questo argomento, se no si incavola. Però è stata una bellissima esperienza, perché abbiamo proprio fatto 8 ore di lavoro al giorno in bosco e poi doccetta veloce e quante ore di lezione? Un'oretta ogni giorno, un'ora e mezza. Di lezione ogni giorno, c'era un esperto diverso che ci formava su qualcosa che riguardava il bosco e la gestione del bosco. Abbiamo arrampicato
qualche albero che era rimasto su, e poi insomma siamo tornati a casa con questo bagaglio di vita proprio di boschiva. Esatto, proprio l'abbiamo toccata con mano, quindi se volete seguirlo insomma potete andare sul suo sito. Chiudo solo sul toccata con mano. C'era uno dei più grandi arboricoltori, docenti, quello il padre dell'arboricoltura moderna, che appunto diceva per conoscere gli alberi dovete toccarli. Magari non è necessario abbracciarli, però se volete potete anche abbracciarli, no? Però toccateli, cominciate a riconoscere la corteccia, guardate come sono, vedete come sono, e pian piano vi appassioneranno. Purtroppo ecco, è una cosa che sembrano fermi, perché poi sembrano fermi, no? E forse per i giovani sono troppo fermi, no? Per cui è una passione che viene con l'età, diciamo, man mano che si invecchia allora ci si appassiona di più agli alberi, però ecco, dobbiamo riuscire a coinvolgere un po' di più forse anche i giovani, trovare un modo, o dobbiamo far camminare gli alberi o insomma dobbiamo fare. No, dobbiamo rallentare noi, meglio che rallentiamo noi, che ci fermiamo a osservarli. Bene, allora noi vi ringraziamo. Che chiuderà questo enorme progetto che abbiamo fatto, Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, ci ha portato anche di là da Laghe e quindi siamo riusciti a unire anche la foresta amazzonica con il Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie e buona serata. Grazie ancora.